Terza corsa della serata e seconda riservata ai gentleman. Sono cavalli di 4 anni, Athos dei Greppi, Albiol Filmont, Angelica, Alleluia LZ, Amore Stecca, Ardimentosa Luis. Seconda linea, Sciolo Jet, Antoniano. I favori sono per Ardimentosa Luis, ma attenzione anche ad Amore Stecca che ieri ha fatto un numero, ha vinto in 1.15.6 su 2000 metri, sfondando dopo 400 metri. Con i cavalli leggermente discosti quando la macchina scurva. Partenza un po' sui generis e vediamo lo scatto iniziale di Angelica che vola in testa mentre parte alla grande Antoniano che va in seconda posizione. Poi all'esterno vediamo Amore Stecca alla corda Athos dei Greppi, via via gli altri. Amore Stecca si sistema in terza posizione, vedremo se andrà a chiedere strada o se rimarrà lì. Tanto Angelica guida 14,8 per i primi 200 di gara. E Antoniano in seconda posizione con gran partenza dalla seconda linea, mentre in terza c'è Amore Stecca che non ci pensa due volte a spostare all'esterno quando vede arrivare un avversario da dietro. Intanto 29,5 per i primi 400 e 600 che scorrono in 44,4. 14,9 la frazione in curva. In vantaggio è sempre Angelica. Seconda posizione per Antoniano. All'esterno si impegna Amore Stecca. Poi alla corda Athos dei Greppi. A largo anche Ardimentosa Luis, seguita da Albiol Filmont. Il gruppo chiuso da Alleluia LZ e Sciolo Jet. Intanto 59 secco per i primi 800 metri. Continua a fare andatura Angelica. In seconda posizione si mantiene Antoniano con Amore Stecca che si impegna all'esterno dopo 1 chilometro in 1,14 secco. Più indietro c'è Athos dei Greppi. Intanto è sempre in vantaggio, non si lascia avvicinare Angelica. Terza ruota per Ardimentosa Luis che però a questi ritmi fatica a progredire. Amore Stecca è ancora lì a contatto. Angelica in vantaggio a metà della curva conclusiva, 250 alla conclusione. Angelica leader, all'esterno si impegna Amore Stecca, entra in retta d'arrivo in vantaggio Angelica. Vediamo gli ultimi 100 metri di gara con Angelica in vantaggio. Angelica allo scatto però di Amore Stecca che nelle battute conclusive passa e vince, mentre finisce bene Athos dei Greppi che coglie il terzo posto. La vittoria per Amore Stecca in forma decisamente super dopo la vittoria di ieri sui 2000 metri. In 1.15.6 vince oggi in 1.15.1 con percorso scoperto all'esterno, 1 chilometro di fuori per aver ragione di Angelica. Il successo per Fabrizio Martinelli, ancora per Roberto Faticoni, che bissa così la vittoria di ieri sera sul doppio chilometro, mentre al terzo posto chiude Athos dei Greppi, numero 1, 5-3-1, l'ordine d'arrivo della terza corsa Savio.